Ecco, siamo a Zuliano, frazione di Pozzuolo del Friuli, e state ascoltando il suono melodioso delle campane della chiesa parrocchiale, e noi siamo proprio presso il centro Ernesto Balducci, fondato dal carissimo Don Pierluigi Di Piazza, che ci ha lasciato qualche giorno fa, qualche settimana, per entrare nella gloria del regno di Dio. Ecco, siamo venuti oggi a fare una visita all'opera che lui ha fondato, appunto il centro Ernesto Balducci, un centro di accoglienza extracomunitari, ma tutte le persone che si trovano nel bisogno, ecco, trovano qui un aiuto. Ci diceva Suor Ginetta poco fa che ci sono anche tante persone arrivate dall'Ucraina. Ecco, mentre un po' sfuma il suono delle campane, faccio vedere il centro dell'accoglienza. Sentiamo ancora sfumare il suono delle campane ed ecco qui il centro di accoglienza per i migranti, per i rifugiati, per le persone che sono nel bisogno. Ecco qui che portano avanti l'opera di Don Pierluigi, e ci sono adesso le suore, Suor Marina, Suor Ginetta, e naturalmente l'arcivescovo di Udine provvederà a mandare un sostituto per sostenere non solo quest'opera, ma anche per la parrocchia di Zuliano. Ed ecco, vedete anche la parte del centro che è adiacente, diciamo, alla strada, con la bandiera della pace. Ed ecco qui il centro Ernesto Balducci, fondato da Don Pierluigi Di Piazza. Ecco il centro Balducci, opera di Don Pierluigi Di Piazza, un cuore grande, un cuore generoso. E qui praticamente la canonica dove viveva, dove viveva Don Pierluigi. Bello questo albero di fichi, proprio qui di fronte al centro Balducci. Allora concludiamo qui con i nostri amici Luca, Giampaolo e Suor Ginetta. Ecco, allora salutiamo, grazie della compagnia, un saluto a tutti voi, buona giornata, arrivederci, mandi.